Voltiamo nuovamente pagina, spazio ancora al significato del 25 novembre, c'era anche Provincia di Treviso con dei messaggi importanti. Si è posto come un momento di dialogo per affrontare il tema e sensibilizzare la comunità all'appuntamento che la provincia di Treviso ha organizzato in occasione del 25 novembre. Vogliamo mandare il messaggio che deve essere 25 di novembre tutto l'anno. Vogliamo mandare il messaggio che i giovani siano consapevoli di che cosa sia il 25 novembre e che cosa bisogna fare perché il 25 novembre non accada mai più. Il segnale è quello di dover mutare il nostro modo di pensare e, come ho già detto, occorre trovare nuove prospettive, cambiare la mentalità che c'è in ognuno di noi per poterlo cambiare in tutta la società. La speranza è quella che non ci saranno mai più, io spero che non ci saranno più mai 25 novembre. Il messaggio è quello di esserci sempre, adulti, giovani, scuole, territorio, istituzioni, l'importante è parlarne. Istituzioni e autorità, forze dell'ordine, ufficio scolastico territoriale, istituti superiori del territorio e consulta provinciale degli studenti, tutti riuniti per dedicare un pensiero alle tante, troppe vittime di violenza. Dipinta simbolicamente di rosso una panchina del Parco Sant'Artemio davanti all'edificio 1 di Presidenza, presentate inoltre alcune attività realizzate dall'amministrazione provinciale in tema di pari opportunità e diritti umani. Noi siamo qua tutti i giorni perché per far sì di migliorare la situazione, perché questi episodi non accadano, però è difficile e stiamo lavorando soprattutto sui giovani che sono il nostro futuro e avranno modo di capire che la cultura di genere è una cosa importante, il rispetto è una cosa importante in primis e speriamo che il nostro lavoro serva a produrre una società migliore. Abbiamo anche noi qualcosa da dire, abbiamo anche noi qualcosa in cui speriamo e dei sogni di miglioramento sia interni sia tra le relazioni umane che sia tra tutte le persone. Si comincia dai piccoli gesti e si comincia da giovani, quindi è importante coinvolgere i ragazzi, le famiglie, perché la cultura del rispetto si impara da piccoli e va praticata tutti i giorni.